Torna la grande festa di Piazza a Padova per Capodanno. Il concerto di Max Gazzè in Piazza Insurrezione sarà l'apice di una notte all'insegna dello stare insieme. Festa che torna finalmente dopo 2 anni segnati da divieti imposti dalla pandemia. Per la notte di San Silvestro l'amministrazione comunale ha già firmato 2 ordinanze. La prima riguarda i bar che potranno rimanere aperti fino alle 3 di notte. Ci sarà accesso libero perché è un concerto gratuito, ci si potrà godere lo spettacolo in piazza, ma anche stare nei locali del centro storico che staranno straordinariamente aperti fino alle ore 3 di notte. Questa è una delle 2 ordinanze che ha firmato il sindaco in questi giorni. Così come era prima del Covid, anche i pubblici esercizi, i bar, i ristoranti, i locali della città partecipano all'offerta cittadina per una serata speciale, una notte magica come quella di Capodanno. Gli ingressi in Piazza Insurrezione saranno sorvegliati e chiusi da 4 varchi. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche l'ordinanza che vieta il consumo di bevande all'interno dell'area, mentre la zona dove ora c'è il parcheggio verrà chiusa al traffico. L'altra ordinanza riguarda invece le modifiche alla viabilità, perché il parcheggio di Piazza Insurrezione sarà chiuso per qualche giorno per l'allestimento e il disallestimento del palco, però questo per noi è anche l'occasione per far scoprire a tutti i cittadini il nuovo Park Contarine in Largo Europa, quello che una volta era il Garage Europa, che adesso è diventato un parcheggio molto ampio da 360 posti, che quindi può ospitare le auto che normalmente vanno a parcheggiare in Piazza Insurrezione. Chiuse al traffico, la sera del 31 anche le strade attorno a Piazza Insurrezione, via Verdi, via dei Borromeo, via Baiamonti, via Emanuele Filiberto, via Busonera, via Aquileia e vicolo dei Dotto. Per Capodanno è stato disposto un servizio di bus navetta. Abbiamo studiato un servizio di navette gratuiti che toccheranno le 4 estremità della città e quindi le persone potranno venire con queste navette, questi autobus, questo servizio autobus, anche non solo i cittadini di Padova ma anche chi viene da fuori. Infatti i punti di partenza saranno i parcheggi scambiatori. Il servizio sarà operativo dalle 21:30 alle 2:30 del mattino con 3 linee, una che sostituisce il tram, una sulla direttrice ovest dal capolinea di via Lagrange a Largo Europa e una sulla direttrice est da Parc Bembo a Largo Meneghetti.